Fra l'VIII e il VI secolo prima di Cristo era in uso nell'Italia centrale deporre le ceneri dei defunti in urnette come queste. Hanno l'aspetto di capanne o di case, quello cioè delle abitazioni di quei popoli italici costruite secondo uno schema che ritroveremo nei sepolcreti dell'età augustea, quali appaiono in alcuni modellini del Museo della Civiltà Romana, uno degli istituti più interessanti per varietà e ricchezza di materiale che siano a Roma. Schema estremamente semplice, rettilineo, che ritorna nei templi, per cui il peso delle coperture grava in senso verticale sugli elementi portanti, le mura e le colonne. Ciò secondo modi già diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, ma che presso i greci si erano espressi in forme di insuperata armonia. Modi in Italia largamente sviluppati nelle case, come in questa del poeta tragico a Pompei. Semplicissima all'esterno, ma all'interno, che qui vediamo in sezione, vivace e pittoresca nell'atrio, che aveva il tetto a spiovente per convogliare nella cisterna le acque piovane, nel triclinio, nel peristilio a colonne, che dava accesso alle stanze. Una raccolta piacevole dimora, cui facevano contrasto, come oggi le ville dei ricchi accanto alle immense case operaie, le case di affitto a 4 o 5 piani, di cui sono esempi a Roma e a Ostia. Ma non è su questa via che dobbiamo ricercare le più alte espressioni dell'architettura dei Romani. Esse infatti sono principalmente caratterizzate dal larghissimo e intelligente impiego dell'arco, già tipico dell'architettura etrusca, e che i Romani impiegarono non solo in edifici celebrativi come questo di Pola, ma in costruzioni di carattere pratico, quali ponti come questo di Nona, che imposta su formidabili piloni ed è ancora in funzione nella campagna romana. O quest'altro, di Porto Torres in Sardegna. Anche i numerosissimi acquedotti, ovunque costruiti dai Romani, sono caratterizzati da un susseguirsi di archi, talora sovrapposti, che con lunghissime galoppate conducevano per chilometri e chilometri, a mezzo di un canale sopraelevato, la limpida vena dell'acqua dalla sorgente ai centri abitati, come a Roma, ove ancora oggi si intrecciano con pittoreschi aspetti nella campagna e presso Porta Maggiore. Così era impiegato l'arco nella costruzione delle porte monumentali della città, nelle basiliche, negli anfiteatri, nei teatri, come in quello di Marcello a Roma, ove l'ordine architettonico, costituito da mezze colonne su cui poggia l'architrave, inquadra un arco quasi a riassumere il concetto formativo dell'architettura dei Romani, cioè i modi rettilinei dei Greci e le forme degli Etruschi. Così nel Colosseo, ove i 4 ordini sovrapposti celano la potenza delle strutture che sostengono le gradinate della cavea in un sapiente gioco di forze bilanciate e contrastanti. Un gioco arditissimo che raggiunge i risultati maggiori fra il secondo e il IV secolo, mentre l'arte romana, espandendosi per tutto l'impero, era influenzata dalle particolari inflessioni tipiche di questa o quella provincia. Ed è nella sua seconda fase che hanno il loro massimo sviluppo, per l'uso delle volte, gli aspetti dell'architettura dei Romani fino allora appena intravisti, come nelle volte a padiglione del Tabularium Capitolino, costruito l'anno 78 a.C.
Le volte più semplici erano quelle a botte che qui vediamo nella ricostruzione di un ninfeo a Nîmes. Dall'incrocio di 2 o più volte a botte nasce la volta a crociera, che può assumere applicazioni estremamente varie in edifici a pianta poligonale. Accanto ad esse vanno poste le volte a vela, quali vediamo nel sepolcreto romano detto la sedia del diavolo, e quelle a cupola, siano esse su pianta circolare come in un ninfeo di cui vediamo la sezione negli orti salustiani, sia su pianta ottagonale, sia infine a padiglione come in questo ambiente della Domus Aurea. O ancora le volte contraffortate da speroni, come nelle terme di Diocleziano. Sistemi architettonici estremamente complessi, certo influenzati da elementi di cultura orientale, e che hanno il loro capolavoro in questa sala degli orti liciniani, i cui ruderi sono detti a Roma del Tempio di Minerva Medica, da porsi fra i monumenti più significativi dell'architettura spaziale. Un sistema caratterizzato nel suo progredire anche da un metodico alleggerimento delle strutture e quindi da una loro semplificazione, come è evidente agli inizi del IV secolo nel mausoleo di Santa Costanza, figlia di Costantino, l'imperatore che concesse la libertà di culto ai cristiani. Allora Roma aveva l'aspetto che nel grande plastico del Museo della Civiltà Romana la dottrina e la poetica fantasia degli archeologi hanno saputo restituirle. Accanto ai complessi edifici imperiali del Palatino erano le semplici strutture della Curia e dei venerandi templi del Campidoglio, che ancora ripetevano schemi antichissimi, come accanto alle potenti strutture delle terme e ai lunghi porticati del Campo Marzio dominava la gigantesca calotta del Pantheon, allora dedicato alle 7 divinità planetarie. Ma già a quel tempo, agli inizi del IV secolo, l'architettura più moderna, più attuale, era un'altra. Era di nuovo quella rettilinea, schematica e elementare di cui abbiamo memoria nelle urnette cinerarie di 1000 anni prima. Era l'architettura delle nuove basiliche cristiane, come questa della Natività a Betlemme, eretta da Costantino, o questa del San Salvatore a Spoleto, che è del V secolo, un'architettura che in Italia continuerà ad essere praticata con varie inflessioni per altri 1000 anni, fino ai tempi nuovamente splendidi del Rinascimento.